stasera sono qui a presentare questo disco di Gianfrancesco Malipiero, Piano Works, appena uscito per Brilliant Classics. E è stato il risultato di anni di grande impegno, devo dire, che sono partiti questi anni proprio per il 50° anniversario della scomparsa del maestro Malipiero, che, come sapete, viveva proprio qui. Quindi è un grande onore, un privilegio, è un grande piacere essere in questo luogo meraviglioso, prima di tutto, e alla vostra presenza, poter presentare il frutto di tanto lavoro, veramente. Per cui ringrazio la direttrice artistica, Elisabetta Maschio, per l'invito e tutti voi per la vostra presenza. Bene, Gianfrancesco Malipiero, il compositore la cui infanzia è stata segnata, si dice, da molta tristezza che ha poi caratterizzato buona parte della sua musica, questo pessimismo. Non mi piace presentarlo così come spesso viene infatti presentato, perché era prima di tutto una persona molto veramente capace anche di essere molto spiritoso. Sì, effettivamente questa sua poetica così un po' malinconica, pessimistica, sfocia nel cinico spesso, ma in realtà era uno che sapeva veramente poi apprezzare i colori della vita, e questo si trasporta nel modo in cui utilizza lo strumento pianoforte. È un autore che appartiene alla cosiddetta generazione dell'80, quella di cui facevano parte Torino Respighi, faceva parte anche Alfredo Casella, Ildebrando Pizzetti, a cui tra l'altro alcune di queste opere sono dedicate, vedremo. Che era una generazione che cercava di riformulare un nuovo linguaggio di musica italiana che uscisse dalla tradizione ottocentesca operistica, che si faceva melodramma. Poi in Italia si è parlato sempre di melodramma, ma in realtà c'erano fior di musicisti che veramente scrivevano musica strumentale, capace veramente di far vibrare le corde dei nostri anni, come spero potrete vedere questa sera. Per cui non mi piace parlare tanto prima di un concerto, andiamo subito a sentire da vicino queste opere, partendo con quella più rappresentativa. I preludi autunnali sono stati scritti nel 1914, erano anni di grande fermento, come sappiamo, fermento artistico, culturale, ma c'era anche una grande tensione politica, in quel momento stava per scoppiare la guerra mondiale e il mondo sarebbe cambiato a breve, perché sono brani molto caratteristici della sua poetica. Innanzitutto già il tema autunnale, come questa sera, ci proietta subito una dimensione non descrittiva, non tanto pittorica, alberi, spogli, colori appunto autunnali, bensì una dimensione introspettiva. L'autunno è un momento di raccolta, un momento in cui ci si prepara per l'inverno, e questo appunto grigiore, questa malinconia, ma anche nella quale si sta bene, fa parte della poetica di Gianfrancesco Malipiero. Quindi vi invito ad ascoltare veramente proiettati in una serata d'autunno questi preludi autunnali nei quali traspare sì questo stato d'animo, ma allo stesso tempo, come vedrete nell'ultimo dei 4, sono 4 brani collegati, come vedete nell'ultimo c'è anche molta irriverenza, è molto scherzoso, molto si potrebbe dire stravinschiano nel suo essere così macchinoso, avrà un tempo molto rapido e si sentirà il rumore della macchina anche. Per il resto sarà uno sbizzarrirsi di colori e di sfumature che può emettere il pianoforte, privi di una struttura rigida, perché Malipiero era per la libertà espressiva, voleva che la musica esprimesse i sentimenti dell'animo. I sentimenti dell'animo non sono forma sonata, trio, ripetizione dell'esposizione, l'esposizione secondo lui ovviamente. Per
Per cui i sentimenti dell'anima passano da uno all'altro senza il controllo nazionale, ed è per questo che a volte la sua musica ci sorprende, passando da uno stato all'altro. Benissimo, per cui i preludi autunnali Gianfrancesco Negri.
sia del cinismo, del sarcasmo. Bene, questo ci collega al prossimo brano che suonerò, alla prossima raccolta che suonerò. Si tratta dei 3 omaggi che invece ci mostrano un'altra faccia di Gianfrancesco Malipiero. Abbiamo visto il Malipiero autunnale, adesso invece anziché faccia possiamo dire maschere, visto anche gli altri brani che suonerò più avanti. Da un compositore veneziano ha scritto anche le cosiddette maschere che passano, ma ne parleremo dopo. Adesso vediamo quest'altra sua maschera, quella degli omaggi, i 3 omaggi che già dai titoli ci fanno sorridere e ci fanno percepire appunto il suo modo di essere così acuto anche nella versione caricaturale del musicista, cioè nel proporre anche delle miniature, non si sa a chi fossero dedicate. Si intravede però uno stile, soprattutto nel primo e nel terzo, molto stravinschiano. Adesso vi dico però i titoli e chissà se erano dedicati. Il primo si chiama Omaggio a un pappagallo, il secondo a un elefante e il terzo a un idiota. Omaggio a un idiota. E lo sentirete proprio come inizia dalle prime note, sembra proprio un borbottio, una farneticazione. Ebbene, ci sarebbe un quarto omaggio che suonerò anche, ma che è stato pubblicato separatamente perché l'editore Chester di Londra disse non puoi fare questo. Bene, il quarto omaggio è dedicato a Claude Debussy e quindi l'editore disse scusa ma tu scrivi degli omaggi a un pappagallo, a un elefante, a un idiota e poi a Claude Debussy, l'escalation non va bene. E per cui è stato pubblicato successivamente e vedremo anche a cosa si ispira questo omaggio a Claudio Debussy, come usava all'epoca di italianizzare. Bene, allora in questa parte vediamo un Malipiero molto più, come dicevo, caricaturale, si rasenta una scrittura quasi onomatopeica, cioè sembra di sentire il grido di un pappagallo, nel secondo si percepisce proprio l'andamento mesto, lento e ostinato di un elefante e nel terzo, come dicevo, si percepisce il delirio di un idiota che raggiunge proprio l'estremo climax, si raggiunge proprio il massimo del delirio. Ecco. E finisce come sempre, come abbiamo visto anche nel quarto preludio, Malipiero, anche quando si impone, in realtà alla fine lascia sempre un punto interrogativo, non è mai esclamativo il finale. Bene, dunque iniziamo subito con i 3 omaggi a un pappagallo, a un elefante, a un idiota.
titolo sarebbe questo. Allora, è principalmente ispirato da due preludi di Debussy, uno dal primo libro e uno dal secondo libro. Partiamo da quello del secondo libro, perché è quello con cui inizia questo omaggio, si ispira molto a lui. Parlo del numero 10 del secondo volume, che è il Canop. I vasi canopi erano quelli all'interno dei quali venivano depositati gli organi di coloro che venivano mummificati, per cui si pensa a qualcosa di antico, tetro, arcaico, misterioso, e come riprodurlo in musica nel modo più immediato, utilizzando il sistema modale anziché il sistema tonale a cui tutti siamo abituati. Debussy già nel suo preludio utilizza il sistema modale, quindi abbiamo degli accordi che si muovono tutti per moto parallelo. Adesso vi faccio subito sentire l'inizio di questo preludio. Parallelamente non seguono il sistema tonale, ma seguono il sistema modale, che ci rimanda ancestralmente a qualcosa di passato, trascorso. Tra l'altro la sonorità piano in musica spesso ci rimanda a qualcosa di lontano. Il forte è presente, è vivo, ti travolge, mentre invece la sonorità eterea, il piano, ci rimanda a qualcosa, come abbiamo visto in quelle melodie così arcane che c'erano nei preludi autunnali, all'improvviso questi piani così stravolgenti, può essere molto stravolgente anche solo un piano, anche solo il forte può travolgerci. E quindi ecco, come prima cosa abbiamo visto questa ispirazione ai vasi canopi di Debussy. Il secondo preludio da cui sicuramente è tratto in omaggio a Debussy è il decimo invece del primo volume, che è la Cattedrale di Clotilde. La cattedrale sommersa, che nel grande climax vediamo invece questa volta è fortissimo, con sempre con un sistema modale, sempre accordi che si muovono parallelamente. Ci possiamo immaginare una cattedrale di una civiltà antica, non so, Atlantide, perché no, che emerge, che la vediamo da vicino, o comunque la vediamo rivivere come era ai tempi di questa civiltà. E poi invece la ritroviamo alla fine del brano, dopo il grande climax del preludio di Debussy abbiamo un grande diminuendo, e a quel punto è come se la cattedrale tornasse a sommergersi, tornasse dove l'abbiamo trovata e portasse con sé tutti i suoi misteri e tutti i segreti che la caratterizzano. In quel punto Debussy crea un tappeto sonoro con delle note ripetute alla mano sinistra nel registro grave e riprende il tema del climax, ma pianissimo. Questa cosa Malipiero la farà anche lui nel suo omaggio. Per cui adesso vi suono invece il climax della Cattedrale Curti con anche la ripresa finale, per poi passare a Malipiero e vedere questo
questo omaggio a Claudio Debussy, in che modo va omaggiato?
dice i mediocri copiano, gli artisti rubano, ed è questo quello che ha fatto, era un grande maestro della composizione e poeta. Benissimo, passiamo adesso a un'altra maschera ancora di Mel che ha avuto una grande importanza anche come musicologo e riscopritore della musica antica. Lui era un grande studioso della musica barocca italiana, in particolare di Monteverdi, del quale ha curato tutta l'opera, è stata edita con tutte le sue annotazioni e è stata una grande riscoperta per l'Italia, perché finalmente si poteva attingere alle opere di Monteverdi che oggi diamo per scontate, ma è stato lui a catalogarle, a renderle tutte accessibili. E anche Vivaldi, Frescobaldi, era veramente un appassionato e si sente nella sua scrittura quanto ama la musica antica. Vediamo infatti come in questa gavotta, che adesso suonerò dalle 3 danze antiche, lancia uno sguardo al passato, a queste forme antiche, anche se, come ho detto in apertura, non gli piaceva tanto la costrizione di una forma specifica, ha scritto infatti molti preludi, omaggi, tutte cose libere, perché lui poteva veramente spezzarsi. E vediamo che in questa gavotta c'è una parte centrale che vuole veramente parlarci, non è una, tra virgolette, semplice danza settecentesca. Buon ascolto.
Tra l'altro questa è una gavotta che nasce orchestrale, nasce per orchestra, dalla Sinfonia del Silenzio, e che lui ha poi potuto trascrivere perché, come dicevo, era molto appassionato delle sfumature che il pianoforte poteva produrre, e per questo era molto contrario al virtuosismo pianistico, che forse è anche uno dei motivi per cui non si rispecchiava molto nel romanticismo, dove questo strumento diventa il re, anche grazie allo sviluppo tecnico che si è riusciti a raggiungere con Liszt e con tutti i grandi virtuosi del XIX secolo. Lui non riusciva, diceva: io non riesco a scrivere nelle sue lettere, quando si legge le sue parole, io non riesco a scrivere musica virtuosistica. Forse per questo molti dei pianisti non suonano la mia musica, anche se qualcuno lo faceva. Lui era molto più, si ispirava molto più ai colori di Debussy, come abbiamo visto. È un po' un Debussy, uno Janáček italiano del Novecento, di cui veramente dobbiamo essere fieri quando si parla di musica. Bene, adesso passiamo a un'altra maschera ancora, le maschere che passano. Questi sono 5 brani, tutti veloci, uno di fila dietro l'altro, che si alternano come un carnevale veneziano. E non c'è molto da dire se non appunto riconoscere i vari personaggi che ognuno si può inventare in realtà. Tutti hanno dei titoli molto, molto curiosi, come tanta musica di Olivier ha dei titoli curiosi. Il primo è Allegro vivace, molto capriccioso, quindi è un brano, il secondo lento ma non troppo, con una certa goffaggine. Poi il terzo mosso, spintato addirittura, e si sente effettivamente, lui aveva anche il lato oscuro, diciamo, e un po' gli apparteneva. È famosa la famosa notte di Ognissanti del 1916, quando lui si stava per ritirare per via ad Asolo e si era impiccato sui monti qua sopra, dove si vedeva pure il grappa e tutto quanto, e vede una sera che era lì a riflettere con i suoi fantasmi. La moglie, c'erano stati dei problemi, la moglie lo aveva tradito con un librettista, quindi era un periodaccio per lui. Aveva sentito nel 1913 la prima rappresentazione della Sagra della Primavera di Stravinsky a Parigi, e da quel momento ha detto: io rinnego tutte le opere che ho scritto finora perché ho cambiato idea. Quindi era uno che si metteva anche fortemente in dubbio, come ogni grande artista dovrebbe fare. E niente, era un momento anche di grandi ripensamenti, tant'è che nel periodo autunnale del 1914 il primo brano per pianoforte che lui riconosce come proprio, gli altri li ha disconosciuti, compresa insomma anche questa gavotta, se vogliamo, che è del 1910. E dunque, torno a dire, si era arrampicato sui monti e guardava dall'alto il bellissimo panorama che c'è, e ci ha fatto sera, riflettendo, ci ha fatto notte. La notte degli santi usava all'epoca di accendere tanti lumini nei vari cimiteri, e lui inizia a vedere tutti questi cimiteri che si iniziano ad illuminare, e questo lo ispira tantissimo. E in un momento così di crisi scrive: era proprio il momento in cui ho capito che i morti erano più vivi dei vivi, ed erano loro che mi hanno suggerito veramente i poemi asolani. E poi si getta quasi, torna a casa e scrive un'altra opera, La notte dei morti, che sarà il primo di un trittico, il primo brano di un trittico intitolato I poemi asolani. Quindi anche l'aspetto un po' dell'oltremondo lo ispira tanto, anche questo un po' ritenuto cos'è, con enfasi grottesca, come il quarto delle maschere che passano, oppure anche il terzo, mosso spiritato. Sentirete quasi una scossa elettrica, ma quasi più ectoplasmica, sembra di vedere un'apparizione, no? Un'apparizione di un fantasma. Per cui qua vediamo l'aspetto più carnevalesco, più grottesco, più
più, sempre con irriverenza, sempre però cattivi, come dire. Buona scuola. Maschere che passano.
Come si suona? A fare il pianista. Questo di cui non se ne frega, come anche altri compositori del passato. E la tecnica pianistica va molto rivista su Malipiero, perché è musica molto scomoda da suonare. Proprio per questo motivo non è pensata in maniera pianistica, ma lui proprio si vede che c'è il concetto dietro. Il resto, la posizione della mano, la tecnica, va tutta rivista, bisogna un po' veramente ritagliarsi la propria posizione per questi passaggi così ostici, così mani che si intrecciano un po' alla Scarlatti, che lui conosceva molto bene tra l'altro. E quindi concludiamo con il notturno pastorale e la tarantella dai 6 pezzi per pianoforte, Sismorso, scritti nel 1905. Concludo anche invitandovi, vorrei far sapere che questo disco è possibile anche averlo qui e lì all'entrata c'è il banco per chi volesse, e sono tutti brani che fanno parte del disco inciso. Quindi vi ringrazio davvero per l'attenzione di questa serata.